Quindi dove abito oggi? Cos'è sto no? Porca troia! Buongiorno Italia, allora siamo praticamente in un parcheggio dove io abusivamente ho approfittato e mi sono attaccato alla colonnina della corrente, no? Perché oggi presentiamo il nuovo scarosso di Mario! 2 ore che mi preparo il discorso. Il scarosso in questione è in fase restauro, perciò tutto quello che si vede non si vede. Guarda sottotitoli che devo mettere per colpa di Mario. Indovina chi dice che fa restauro, oltre che il camper E anche di per Yuri, colpa di Michele. come le balle col camper di Yuri, e toccano come le scatole anche col camper di Mario. Ecco. E Caro. quello che non devo fare lavori per nessuno. Caro. Allora, andiamo di presente prima. Andiamo a vedere il camperazzo di Mario. Chi dice che è bello, per fuori. Esatto, guarda che bello, noi per fuori. voyaggi. Esatto, sì, perché sta a venderlo, non capivo. Finire i lavori lo vendiamo. Ah, ecco qua il camperazzo di Mario, turbo diesel, Servo sterzo. servo sterzo, non si scherza. Qua che vado che vuoi anche a Giovanni per fare la doccia insieme. Guarda là anche a porta. Il frigo. Anche a porta perché chi non sapesse qua siamo di a fare il styling dei ventole. E tutte circonature rifatte perché stando fermo 3 anni è un po' come il Paron, futuro Paron, bisogna fare un tagliandino. Che lega fatte sempre. Guarda sottotitoli che devo mettere. No, questo è Michele. Signor Michele, ecco. Se dopo che sarà qualche problema rivolto. Dai, andiamo a vedere il camper di Mario, dai, va su. Porca miseria, cazzo culo. Eccolo qua, il camper di Mario, praticamente vedi, quasi nuovo, bellissimo. Praticamente fino a ieri sto camper già era bello ordinario, questo bello. Allora guarda chi c'è là. Mano comigliata. Allora praticamente fino a ieri era bello preparato, tutto con il suo bel divanetto, sua bella dinetta pronta con la tovaglia, proprio a fighetto. Purtroppo ci siamo accorti, ma mica sporo parlo di veneziano, E via ci siamo accorti che la pompa spandeva. Andava. Spandeva, voce del bel verbo spandevare. Perciò avremmo fatto l'aggregata, questo non era più un camper, ma bensì un acquario camper. Buono. Perciò avremmo deciso di fare lavoro. Ottimo. Dopo ti voglio illustrare la zona accesso. Ho paura. Il bagno. Se ti vuoi aggregare. No, anche Mario con doccia separata. Perciò doppia doccia. No, maledetto. Doppia doccia. Maledetto. È grandino però, la doccia no, è piccola. Cioè, insomma. Sai, così sarebbe anche giusto. Però porca Però è doppia miseria. doccia, se ti guardi che sono uno scarico anche interno. Sì, qua, cioè puoi fartela. che volendo posso per comodità. Vedi, doppia doccia, lui può farsela anche qua se vuole, se no la doccia separata là. Che brutti i cialtroni. Aspetta perché L'armadietto. ci sta facendo vedere tutto. L'armadietto. Guarda l'armadietto. Guarda l'armadietto di Mario, guarda l'armadietto. Perché ci tiene Mario a far vedere l'armadietto. Quindi guarda l'armadietto. Guardate. Guardate bene l'armadietto. Allora, siccome dopo ci chiedono, no, giustamente, io ho imparato bene o male le domande che ci fanno. Allora, marca e modello del camper di Mario. Aspetta che mi sta dentro l'inquadratura, allora, incredibile, porca troia. Ducato, Fiat Ducato. Grazie Menone, 2000 turbo, 2000, Adria, no, Safari, guarda, Safari Way. Safari Way, 8 posti, in teoria sul libretto è scritto. Sì, tutti i marocchini sti pai. No, beh, letti a Castello, letto matrimoniale qua e letto matrimoniale di qua. Dai, si deve scherzare. Avete visto, funziona tutto, c'aveva di la stufa, frigo. Preparatevi perché poi ve lo vende, no? 2005 turbo, cos'è? 2005 turbo. Porca miseria. Servo sterzo, lunghezza? 5,99, 6 metri. 6 metri, dai. 6 metri. Infatti parlavo prima con Yuri che se trovo un parcheggio poco manco di 6 metri faccio di notte una riga bianca intera in modo che sia 6 metri, giusto? No? Ecco, esatto. Bisogna imparare l'arte mentre è da parte. Esattamente. Dopodiché, altri problemi alla struttura non ce n'è per il momento. Bene. Al momento, Prezzo che Mario ha fatto del finanziamento per il camper? Lo devo dire? Sì, tranquillo. Allora, è partito da 2005. Arrivato trattabile 1500. Buono. Sì. Dopo ho trovato piccolo danno qua, trattato ancora 1050, non me lo può portare. 1050?
Porco cane, buono. Sì, però abbiamo sostituito la pompa di Ah, pompa di freni. Abbiamo cambiato la Piccoli pompa dettagli. di freni. La pompa di freni era rotta che abbiamo cambiata. E Piccoli dettagli. adesso stiamo riparando l'infiltrazione che Pompa di aveva. freni comunque è una minima spesa, dai. Sì, però la rottura dei coglioni è stata Ecco, quella di... ma l'importante è che c'è qualcuno di addetto ai lavori, perché sennò mica gli se no amici. frenavo come i Flintstone con i piedi fuori. Dai, con buon paio di scarpe. Dopo insomma. ti ha fatto a notte castello. Allora, questa è la parte letto castello. Sì. Ho un letto sotto e un letto sopra, che però quello sopra eventualmente lo elimino per avere un po' di più luce, perché Sì, sì, anche sì. perché non mi interessa, se no faccio un mobile Anche in sì. modo da mettere tutto quello che può l'occorrente al momento, perché su stile libro, se ricordiamo bene, se mi serviva un cacciavite mi toccava smontare mezzo camper. Allora, perché non si trova gli attrezzi? Quando avevo stile libro, che Yuri mi domandava un cacciavite ad esempio, mi toccava smontare mezzo camper perché è tutto nascosto sotto. Qua perlomeno spazio, mobiletti ce l'è. Dopo l'ultima modifica che devo fare a qua, di sto letto che va giù, lo voglio fare elettrico, con calma però. Sì, Perché molto se calma. arrivo di notte su una zona campeggio, zona sosta, vi sveglio tutti, ma non per la musica. Poi bestemmie. No, perché fa un casino, tiro giù la carucola. Indovini chi si che fa il lavoro? Un nome a caso, vi do un gettone di connessione di un'ora se indovinate il nome. Questo dopo dovete metterlo sul link a basso, cioè sulle risposte. Mi non dico chi Dopodiché vabbè, la veduta qua ti ha fatta vedere E via. qua ha ripulito tutto perché aveva stato così di polvere. Michele gentilmente mi ha fatto il lavaggio sopra perché mi non ha fatto da sopra. E detto che c'era quanta polvere sopra? 3 anni di sporcizia. 3 anni, cioè praticamente il pannello non si vedeva. Buono. Perciò basta, dopo qua adesso tutto a base di cambiamenti di pulizia, vedi, essendo stato anche al coperto, che secondo me non averia una giustificazione plausibile, ti vedi, cioè, tutto si trovava. Io secondo me se io andai in bar con stabilizzatore. Sì, stavo studiando. Qua adesso mi ha smontato tutto, porto a casa e lavo. Però 3 anni che è stato al coperto, attenzione, cioè chiediamo l'opera. Il Michele che sta scartavetrando il camper del Michele del Mario. Faremo via la parte vecchia. Del cucù. Del cucù. Ah, aspetta, devo dire il nome del camper. perché- Dai. Ruggine. Lasciamo perdere l'ultimo commento che ha fatto. Il nome che gli darò a questo camper è sempre uguale a stile libero, però si chiama stile libero e basta. E che altro cos'era? Stile libero. Questo stile libero e basta. Ho Esatto, capito. l'altro era stile libero che adesso partirà Ok. per un lungo viaggio con l'altro padrone nuovo che aveva vissuto qua a giorni e basta. Ho capito. Mi spero che essere operativo prossima settimana, massimo 2 insomma. Oro. Scusate, ma lo conoscete questo barbone qua? Si è intruso nell'interno di stile libero e basta. Questo cazzo di faro qua, di palo. Cos'è un faro? Di Non guardi- paio con una telecamera che sembrava più imbriaca di mia, fa sempre così. Cioè, dopo ha detto, ha specificato, ma è il stabilizzatore, la skate. Dopo gli ho fatto sentire però Yuri, macchina mia, l'impianto. Quella che Il camarone Mario, guarda, 50 anni parliamo e va via col subwoofer grande come non so cosa, una roulotte. però come si sentiva? Porca miseria, sì. Infatti, vedete, a Mario anche a me vuoi l'impianto. Quello ci sarebbe, t'ho detto, mi sa che è una roba. Buono lì. Sì, non come questo in macchina mia, perché insomma. Quello che farò qua dentro comunque. Buono. Ma va spazio che c'è per il sub. No, ma anche a me vuoi l'impianto, dammi permesso sul mio. Sì, ma prima farò anche il mio. Anche il tuo prima? Sì. Se non capito, prima il suo e poi il Coppio mio. quello, Vabbè, ma- coppio quello, perché qua che già che cazzo ha da tubercolini, che va via tutto, perché voglio la plancia da Star Trek. Però a sub va sotto là, praticamente. Sì, che sta sì. E un satellitino 2 forse qua. Pensate. No, le robe che si fa con calma durante le notti che sono libero. Dopodiché basta, insomma. Ah sì, beh, sopra c'è il pannello solare, il tetto calpestabile, i lavoratori. E ci aggiorniamo dopo. Dai, andiamo a vedere cosa hanno combinato sti due disgraziati, dai. Vado solo a me.
Eh no, va No, bene. ma che da venire a illustrare lei. Dai, va. Vadi, vadi. Ci illustri il suo camper, ci illustri cosa avete combinato. Allora, la tappatura, Tappatura. dopo sì, sta messo dei pannelli isolanti ovviamente. Là va fatto il buco per rimettere di nuovo il bocchettone dell'acqua per carico qua sopra. Praticamente adesso aspettiamo che sia sul poliespanso. Poliuretano. Sì, va bene. Comunque avrei messo prima un pannellino e dopo dentro al pannellino il poliuretano. Che abbiamo fatto, che abbiamo messo in qua. E il tocco là? Quello là, insomma, che gattagliare, i vecchi proprietari, gattagliare è importante, ora niente che abbiamo rifatto poliuretano. Ma qua cos'ha tu Mario? Cos'è che te mette qua? La vasca. Che vasca? Dell'acqua. Se sotto la dinetta non si vede, le sconto. Ora va in Sai cuore. che fosse il cesso? No, non so. Vedo si potrebbe mettere un water portati e... Allora, signor Iuri mi ha detto così che non devo tanto muovermi perché Sì. altrimenti Se no perdo il punto di esposizione. perdo. Ecco, sta andando in sovraesposizione, è Ecco, troppo chiaro. non va Niente, bene non va così. bene, rifacciamo, fermi. Attiviamo il filtro non dichiarato. Ma anche col filtro non dichiarato comunque, vabbè, dai, mi sembra una buona luminosità. Sì, insomma, stavi dicendo, no, è ancora sovraesposto. Ok, dai, più o meno ci siamo, vadi. Allora, Mario si è dimenticato di dire che una volta che il poliuretano si No, asciutta, è troppo sovraesposto. Va bene, dai, anche se Michele è oscurato, vai, ci racconti, signor Michele, ci racconti. allora Mario si è dimenticato di dire che una volta asciutto il poliuretano lo levichiamo, lo facciamo bello dritto in maniera che non si veda tutta quella cagata che è venuto fuori, no? Quella là è solamente per riempire il vuoto che c'era all'interno. Devo fare le facce per sconcentrarlo. Devo fare il serio perché sennò sei mi sento. devo fare il serio, sennò poi Yuri mi rimprovera perché dice che dico sempre parolacce, sciaccane. Io sboro. Ecco, la serietà del Michele. Adesso io lo immortalo perché va sputtanato tutto ciò. Io buono.